Emergenze idrogeologiche. Oggi il capogruppo del PD in Regione Lucio Tiozza ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Ambiente del Consiglio Veneto presieduta dal leghista Nicola Finco. Sentiamo allora com'è andata. Purtroppo oggi stiamo pagando il conto a madre natura dopo anni di industrializzazione ed urbanizzazione del nostro territorio veneto. Purtroppo questa è la situazione, fenomeni climatici che portano bombe d'acqua improvvise, poi negli anni l'abbandono dei boschi e delle colline hanno portato a queste situazioni drammatiche. Le politiche dei prossimi anni dovranno essere delle politiche attente, di investimenti strategici nel settore ambientale, ma soprattutto ci vorrà anche un cambio culturale, un passo in avanti per quel che riguarda l'ambiente. I primi di settembre convocherò la commissione, inviterò sia l'assessore Conte che il presidente Zaia, dove si farà il punto della situazione e anche vedremo tutti gli interventi prioritari che faremo nei prossimi mesi per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Dal 2010, dopo l'alluvione, abbiamo avviato opere per oltre 400 milioni in tutto il territorio regionale, però abbiamo fatto anche un piano strategico per la messa in sicurezza che prevede un investimento di oltre 3 miliardi di euro, soldi che attualmente non abbiamo all'interno delle casse della nostra regione. Stiamo aspettando dei finanziamenti a livello statale che tardano ad arrivare. Abbiamo tutta una serie di interventi da fare sulle reti secondarie, quindi la sistemazione dei fossi, degli argini dei nostri fiumi, ma anche la realizzazione di nuove casse di espansione. Ci vogliono tanti soldi che il Premier Renzi ci ha rassicurato che a breve arriveranno, però ad oggi non abbiamo visto un euro. È ricoverato in gravidanza.